Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio da Selargius. È cominciata la sfida tra San Salvatore e Fassi Albino, match importante per il campionato di Serie A2 di basket femminile. Girone A, primo possesso per la squadra bergamasca che va subito in post basso con Maria Locatelli che sbaglia la conclusione allontanandosi dal canestro. Un match, come detto, molto importante soprattutto per la squadra isolana, reduce da una serie di sconfitte anche pronosticate, ma insomma che comunque hanno fatto male al gruppo giallonero che vuole tra le mura amiche riscattarsi contro una squadra alla sua portata come la formazione di Albino, che però è stata protagonista di un avvio di campionato assolutamente positivo. Match tra due squadre di livello direi simile rispetto per quanto riguarda insomma il valore del roster. 2 punti in più per Fassi Albino, 10 punti, 8 invece per il San Salvatore che viene dalle sconfitte maturate in serie contro Vicenza e Broni in trasferta, in mezzo il KO casalingo di 2 settimane fa. Attenzione alla conclusione qui ancora di Locatelli che cerca di rispondere a Manfrè che poc'anzi ha sfirmato il 2-0 per il San Salvatore con un'esecuzione molto difficile, molto bella però da sotto canestro, davvero un gran canestro per lei. Adesso la Corte che è partita in quintetto, il quintetto del San Salvatore che vede in campo Anna Lussu e Michela Lacorte, Colada De Pasquale, Giorgia Manfrè e Ana Ljubenovic, la numero 4, protagonista di un avvio di stagione enorme, 24 punti anche in casa di Broni una settimana fa, sconfitta però netta per il San Salvatore. Risponde invece il quintetto di Albino con Laura Fumagalli assieme a Maria Locatelli, Silvia Elisa, Chiara Lussana e Gordana Bedalov, la numero 30 ex Virtus Cagliari, l'anno scorso la seconda parte di stagione per lei con la maglia bianco-blu delle cagliaritane. E ancora Anna Lussu a cercare la linea di fondo, pesta però la linea di fondo Anna Lussu, palla persa dalla playmaker numero 6 del San Salvatore. Allora la rimessa affidata alla giovane Chiara Lussana che va a portare palla proprio contro Anna Lussu, pressione energica qui da parte di Anna Lussu e poi c'è il furto d'astuzia di Anna Lussu a Gordana Bedalo, si butta in campo aperto Anna Lussu, finta il passaggio, decide di appoggiare al vetro, rimbalzo di Ada De Pasquale, ha cercato la soluzione personale qui Anna Lussu, si butta dentro Michele Lacorte, il fallo di Locatelli e arriva anche il canestro di Michela Lacorte con un po' di fortuna ma con grande astuzia. Michela Lacorte ha subito il contatto, ha buttato per aria questa palla, ha segnato il 4-0 a 7 minuti e 43 secondi dal primo intervallo. Sbaglia poi il libero supplementare Michela Lacorte, cerca poi di contrastare Locatelli che era andata a rimbalzo. Adesso è Fumagalli ad andare in post medio da Gordana Bedalov, subisce il fallo di Ana Ljubenovic. Dicevamo Ana Ljubenovic assolutamente la stella di questo San Salvatore, una prima parte di stagione con praticamente sempre il tabellino oltre i 20 punti realizzati, 24 in casa di Broni dove soltanto Ada De Pasquale è riuscita ad andare, oltre ad Ana Ljubenovic, è riuscita ad andare in doppia cifra con 13 punti realizzati, troppo pochi per poter far partita pari contro la corazzata pavese, capolista, 3 quarti alla pari. Il secondo però è stato decisamente sotto le aspettative per quanto riguarda le Selargine, infatti il Broni ha concluso poi la partita riuscendo ad amministrare il vantaggio di 15 punti che ha permesso di mantenere immacolato il ruolino della capolista di coach Sacchi. San Salvatore che comunque ha riportato in Sardegna diverse note positive. Adesso è il tiro dalla media di Silvia Elisa, il primo canestro della partita del Fassi Albino. 4-2 il punteggio, molto basso, si segna poco in questi primi 3 minuti e spiccioli della partita. Ricordiamo San Salvatore che deve ritrovare la vittoria, San Salvatore che aveva perso in casa del Sanga Milano al debutto, poi erano arrivate 4 vittorie consecutive, quindi adesso le sconfitte in serie con Vicenza, Crema
Ebroni a interrompere il cammino della squadra di Fabrizio Stajko. Adesso la tripla tentata da Ana Ljubenovic, che ancora non ha segnato, ed è una notizia. Ana Ljubenovic che era assente nell'ultima partita casalinga contro Crema, senza che si era fatta sentire e che aveva fatto arrabbiare molto Fabrizio Stajko. Il San Salvatore aveva chiesto il rinvio della partita contro la Tecmar Crema, che non aveva accettato appunto lo spostamento della gara, proprio per poter approfittare dell'assenza di Ana Ljubenovic, convocata in nazionale. Adesso si arresta dalla linea del tiro da 3 punti Laura Fumagalli, sbaglia però questa conclusione, è corta. Scocca il quarto minuto di partita, 6 alla fine di questo primo periodo. C'è Anna Lussu contro Chiara Lussana, la scarico per Michela Lacorte contro Locatelli, un mismatch. Lacorte decide di non penetrare, il ribaltamento per Anna Lussu, passaggio difficile. Anna Lussu riesce però a controllare questa palla e a scaricare il punto numero 6 del San Salvatore. 6-2 il punteggio, ottima partenza della squadra giallo-nera. Adesso è Locatelli ad andare ad attaccare Lacorte, a scaricare poi per Elisa, che va a buttarsi dentro, non trova però il canestro. La transizione con Ada De Pasquale a prendersi questa tripla dal lato sinistro, sbagliata. Il contrattacco, adesso ritmi che cominciano a farsi sostenuti. Locatelli da 3 dentro fuori, il rimbalzo è di Lacorte e allora San Salvatore che vuole allungare, più 4, 6-2, 5 minuti alla fine del primo periodo. Ada De Pasquale riceve da Locatelli, Ada De Pasquale deve giocarsela contro Fumagalli, il blocco di Manfrè, alza questa tripla Ada De Pasquale, è una semi-mattonata che tocca prima il tabellone, poi il ferro. La palla gestita adesso ancora da Fumagalli, Bedalov sale, va ancora a ricominciare da Lussana, che si butta dentro, trova una prateria, poi alza questa parabola, chiede il fallo assieme al suo allenatore, che però non viene fischiato. Anna Lussu punisce in contropiede, 8-2, time out in campo chiamato da coach Michele Pasqua. Vantaggio più 6, San Salvatore, 4:30 per chiudere questo primo periodo. Si riparte dall'8-2, vantaggio San Salvatore sulla Fassi Albino, che adesso subisce il fallo con Chiara Lussana, fallo in avvio di azione, fallo commesso da Ana Lussu, anzi da Ada De Pasquale. Primo fallo per Ada De Pasquale in questa partita. Ancora Lussana, giocatrice molto giovane che l'anno scorso avevamo visto all'opera proprio su questo parquet in casa appunto del San Salvatore, ha giocato pochi minuti, una ragazza poi che invece da questa stagione è entrata a pieno titolo nelle rotazioni e oggi parte in quintetto per coach Pasqua. Adesso è Manfrè a prendersi il tiro dalla media, ancora un rimbalzo di Anna Lussu, molto reattiva oggi come già in un paio di circostanze nella primissima parte della partita. Il rimbalzo va a cercare la conclusione, rimessa dal fondo per il San Salvatore, 10 secondi per andare al tiro, palla gestita da De Pasquale che va adesso da Ljubenovic, palla a canestro, semigancio difficile e sbagliato non di poco qui dalla giocatrice slovena, che ancora non ha bagnato il suo tabellino. Lo scarico fuori di Bedalov, l'extra pass di Locatelli per Lussana, che approfitta del blocco di Bedalov, scarica ancora per Locatelli, ottima circolazione della Fassi Albino, una gran tripla qua di Laura Fumagalli, grandissima azione qua, molto ben costruita da parte della squadra orubica. 8-7 e si riavvicina col parziale di 5-0. Adesso Albino, Anna Lussu, il tiro è da 2, sbagliato, percentuali che si abbassano per il San Salvatore. Locatelli pensa al tiro in transizione, poi aspetta l'arrivo di Bedalov che si prende subito il tiro, l'errore, la mano la mette Anna Lussu, arriva il recupero da parte di Anna Lussu. C'è il primo cambio della partita, esce Lacorte, entra Ridolfi. Era stato l'avvicendamento operato ad inizio partita da Stajko, che aveva lasciato fuori la sua numero 13, bacchettata a più riprese dal suo allenatore, che ricorderete dopo la partita contro Crema aveva detto: Ridolfi è giocatrice importante per noi, però deve imparare che non può fare una buona prestazione e poi diciamo calare di rendimento, sedersi in un certo qual modo, ma deve sempre cercare di fare meglio rispetto alla volta precedente. Evidentemente
Staico ancora non pienamente soddisfatto del rendimento di Giulia Ridolfi, l'ha lasciata fuori in questa partita, ma vediamo adesso il suo ingresso nel match. Lei che riceve proprio da Ljubenovic, va ad affrontare adesso la difesa del Fassi Albino, poi però non arriva il canestro. Attenzione alla tripla di Selene Marulli per il sorpasso albino. 10-8, vantaggio albino, 10-8, sono 2 i falli commessi per squadra in questa, quando mancano 2 minuti e 15 alla fine del primo periodo. Ancora la palla nel perimetro per Ada De Pasquale, che poi penetra e scarica per la tripla dall'angolo di Ana Ljubenovic, canestro che viene assegnato da 2, e allora 10 pari, 2 minuti esatti alla fine del primo periodo, 10 pari, canestro che adesso incomincia ad allargarsi da una parte e dall'altra. Adesso è Lussana a buttarsi dentro, a scaricare ancora per il tentativo dalla media di Marulli. Poco fa la sua tripla aveva timbrato il sorpasso, lotta a rimbalzo che premia ancora Albino, che può dunque impostare una nuova azione offensiva con 14 secondi sul cronometro. Palla ricevuta da Fumagalli, la giocatrice diciamo cardine, guida di questo gruppo, contro Ada De Pasquale, perde palla però Ana Ljubenovic in contropiede, c'è Manfreda dall'altra parte, passaggio difficile per Ljubenovic. Dall'altra parte c'era pronta Marulli che tocca e manda fuori, lasciando 21 secondi all'azione del San Salvatore. 1:33 alla fine invece del primo periodo. Qualche istante di pausa per permettere ad Ada De Pasquale di allacciare le scarpe. Si gioca la rimessa per Ljubenovic, riceve molto bene, sistema i piedi e firma dunque altri 2 punti. Parziale di 4-0 firmato da Ana Ljubenovic, primi 4 punti della sua partita. L'azione adesso del Fassi Albino con Lussana dentro per il taglio molto buono da parte di Silvia Elisa, c'è però l'errore nell'appoggio al vetro, poi la lotta, palla che rimbalza in maniera pazza alla fine. La lotta tra Manfrè e Elisa premia proprio Albino. Pasticcio qua della difesa selargina, lotta qui tra Ridolfi e la numero 16 Orobica, che dovrebbe aver avuto un problema alla mano. Problema alla mano per lei. Entrano in campo anche adesso i sanitari qui nell'impianto di Viale Vienna. Momento di impasse, non abbiamo visto esattamente quello che è successo, dovrebbe essere stato un contatto tra Ridolfi, appunto con Ridolfi, che ha avuto anch'essa qualche problemino fisico. Molto dolorante adesso la giocatrice in casacca biancorossa, e allora bisogna attendere il soccorso dei sanitari. Si riparte dunque dopo la lunga interruzione per il problema Simona De Vincenzi, problema piuttosto serio a un dito, verrà probabilmente adesso trasportata dunque all'ospedale per gli accertamenti del caso. Si riparte dunque, squadre che forse si sono anche sfreddate un po'. La tripla tentata da Elisa, che viene però sputata dal ferro, e allora Ana Lussu a guidare questa azione. Si gioca dunque, si riprende adesso con le ostilità dopo diversi minuti di interruzione. Manfrè a fare a sportellate sotto canestro con Selene Marulli, che ha la meglio nel corpo a corpo con la numero 15 Selargina. La palla dentro il pitturato per Silvia Elisa, che subisce il fallo di Ridolfi, e il fallo numero 4 del San Salvatore. 12-10 il punteggio, vantaggio selargino grazie al parzialino aperto 4-0 da Ana Ljubenovic, con 2 bellissime conclusioni piazzate della slovena. Fumagalli adesso si arresta, un'esitazione, poi il tiro esce però in maniera molto deficitaria dalle mani della numero 11
bergamasca, la palla ancora per Ljubenovic, è la sua azione, riceve, sistema il corpo e i piedi, stavolta però sbaglia. 6 secondi per chiudere questo primo periodo, deve tirare, non se ne accorgono le ragazze di Pasqua che alla fine vanno a morire con l'infrazione di passi di Elisa. 2 secondi per andare al tiro, vediamo cosa si inventa dalla rimessa del San Salvatore. Ridolfi da De Pasquale che tira sulla sirena, palla che per poco non finisce nella retina. Finisce il primo periodo, San Salvatore avanti 12-10, tanta battaglia sul parquet di Via Vienna, partita molto equilibrata. Tra poco il secondo periodo. Si riparte dal 12-10 San Salvatore, la rimessa affidata a Giulia Ridolfi per questo inizio di secondo periodo. La rimessa di Ridolfi per Anna Lusso che ha qualche problemino nella gestione di questa palla, riesce però adesso a impostare la prima azione offensiva del San Salvatore. C'è Irene Celeri in quintetto per coach Michele Pasqua con Locatelli, Fumagalli, Marulli e Elisa, mentre il San Salvatore ha adesso in quintetto Anna Lussu con Manfred, De Pasquale, Ridolfi e Ljubenovic. Il canestro di Manfred per aprire la scatola di questo secondo periodo. Adesso c'è un attimo di conciliabolo tra l'arbitro e il tavolo, gli arbitri che sono Valeriani e Picchi per questa partita. Proteste flebili da parte di Staiko per questa azione che sembrava poter vedere il fallo ai danni di Lussu. Mentre adesso la difesa del San Salvatore è troppo morbida, favorisce il canestro facile per Albino. La rabbia di Staiko contro la difesa del San Salvatore è davvero troppo passiva. E un altro errore in attacco qui dell'attacco Selargino. Molto arrabbiato Staiko per queste ultime due azioni, una offensiva, una difensiva e una offensiva. Palla persa banalmente, rimessa per Albino che deve recuperare 2 punti. 14-12 vantaggio San Salvatore, 9 minuti esatti alla fine del secondo periodo, all'intervallo lungo. In campo adesso c'è Lussana con Celeri, Locatelli, Bedalov e Marulli. Riposo per Elisa e Fumagalli. Ljubenovic con Manfred, Pasquale, Lussu e Ridolfi in campo. Dunque la Corte, che la partita in quintetto, rimane in panchina, battuta troppo facilmente qua Ridolfi, davvero viene letteralmente scherzata dall'avversario. Arriva il punto della parità, brutto avvio di secondo periodo per il San Salvatore. De Pasquale a sfruttare il blocco di Manfred che poi si apre per cercare il passaggio dentro a Ljubenovic. Adesso l'esecuzione del San Salvatore è davvero deficitaria, c'è il bel canestro di Celeri che appoggia al vetro eludendo l'intervento della difesa in campo aperto. E allora vantaggio Albino, 16-14, la palla gestita da Anna Lussu che contro Celeri. È entrata molto bene in campo Irene Celeri, giocatrice molto piccola ma che sta facendo un ottimo lavoro. Ridolfi si sblocca in attacco qua, Giulia Ridolfi infila la tripla del vantaggio San Salvatore, 17-16, 7-50 all'intervallo lungo. Ricezione profonda per Bedalov, duello tutto balcanico con Ljubenovic, la palla che rotola sotto il canestro del San Salvatore, la palla è recuperata dal San Salvatore. Buona azione difensiva qui con Ljubenovic che ha tenuto botta contro Bedalov. E allora De Pasquale può giocare contro Lussana, la ricezione in angolo per Lussu nel lato destro va da Ljubenovic, ricezione molto buona e ottima intesa qui tra le due migliori giocatrici del San Salvatore, ovvero Ljubenovic e Manfred. Proprio Manfred ad appoggiare al vetro il punto numero 19, piccolo allungo, nuovo allungo del San Salvatore. 19-16, Celeri
taglia verso l'area, poi va a scaricare per il tentativo pesante qui di Marulli, sbagliato la palla di Lussu, va da De Pasquale, la transizione Selargina, rientra bene però la difesa, Lussu a cercare Manfrè, palla troppo alta per Giorgia Manfrè che non può ricevere questo servizio. Pronta a entrare in campo col numero 23 Alice Carrara, mentre c'è il time out in campo. 19-16, vantaggio San Salvatore, 7 minuti 1 secondo all'intervallo lungo. Fassi Albino in attacco, deve recuperare 3 punti, 19-16, si butta dentro Lussana, subisce il fallo. Ottima iniziativa, una delle più pimpanti, la giovane numero 18 che è andata ad attaccare la difesa e guadagna 2 tiri liberi. Molto poche le gite in lunetta fin qui, 6:49 alla fine del primo tempo e sono 2 i falli di squadra del San Salvatore. Ancora 0 in questo secondo periodo per Albino, a segno il primo tentativo di Lussana che poi va lunga con il secondo libero, ad De Pasquale a controllare questo rimbalzo, la palla gestita da Ljubenovic, il consegnato per Anna Lussu che adesso deve orchestrare l'azione, il blocco di Ljubenovic che poi si apre in punta, va a giocare con De Pasquale che esce dai blocchi e ancora Anna Lussu contro Celeri, dentro per Manfrè che va ad aprire molto bene per Ridolfi, una gran tripla, ottimo attacco da parte del San Salvatore, circolazione perfetta dentro o fuori un paio di volte e poi lo scarico in angolo per la tripla di una Giulia Ridolfi che firma il suo quinto punto di questa partita. 22-17 più 5 San Salvatore, palla gestita da Locatelli, lo scarico per Alice Carrara dalla media, tiro difficile contro Manfrè, sbagliato, 6 minuti alla fine, si butta in campo aperto Anna Lussuli, ostruisce la strada Alice Carrara che non può tenerla in campo aperto e allora arriva il primo fallo di squadra della squadra di coach Pasqua e adesso ancora Anna Lussu, una delle più pimpanti finora, davvero energia a chili da parte della numero 6 che è tornata sicuramente anche in condizione accettabile dopo qualche problemino nelle scorse settimane. Qui dorme al rimbalzo il San Salvatore, il rimbalzo che poi diviene preda dell'attacco orubico. Facili questi 2 punti per il -3, 22-19. Ljubenovic va da Manfrè, si tira subito e si sbaglia con la numero 15, ancora non convinto della scelta offensiva delle sue ragazze, Fabrizio Staico che ha covacciato davanti alla sua panchina e borbotta tra sé e sé. Alla fine Bedalov non controlla questo rimbalzo, non paga dazio la squadra Selargina e può dunque tornare in possesso della palla e impostare un nuovo tema offensivo, come sempre con Anna Lussu, quintetto che vede ancora fuori la corte e invece in campo Ridolfi che sta comunque giocando una buona partita pur tra pasticci qua e là come è stato fin qui nella sua stagione. Adesso c'è una serie di sbracciate, alla fine viene penalizzata Lussana, fallo dunque fischiato alla difesa, doppio cambio, rientra in campo Fumagalli, Giulia Vincenzi anche va a fare il debutto in questa partita, fuori Celeri e Bedalov. De Pasquale a buttarsi dentro, fuori per Manfrè dalla media, il tiro è ancora una volta lungo e la palla poi controllata da Alice Carrara che va a lanciare il lungo per Locatelli, squadre lunghe adesso, si arresta Locatelli, trova un gran canestro per il -1, 22-21, vantaggio Selargino, 4:35 per chiudere questo primo tempo. Partita molto molto combattuta, non bellissima dal punto di vista strettamente tecnico e cestistico, ma insomma c'è tanta battaglia tra queste due squadre che, come abbiamo detto in apertura, si equivalgono dal punto di vista dei valori del roster e allora era lecito attendersi una partita equilibrata, lo sarà probabilmente fino alla sirena, fino al 40esimo. E questo sicuramente è un punto a favore della partita, punto che vi tiene
incollati allo schermo. Partita offerta come sempre da diretasport.it e sardegnasport.com, una 4 giorni molto ricca con la sfida appunto che state vedendo tra San Salvatore e Fassi Albino in contemporanea alla diretta del campionato di Serie A2 tra Virtus Cagliari e Velco Vicenza alle ore 16 di questo sabato 5 dicembre. Poi domenica l'impegno del Cus Cagliari in casa contro Umbertide, poi martedì 3 appuntamenti in diretta, con la mattina dedicata alla festa dell'atletica e al galà della volley, e poi nel pomeriggio la sfida di Coppa Italia calcio di eccellenza tra Taloro e Ferrini. Adesso San Salvatore che ha tanto fosforo da una straordinaria Anna Lussu, che poco fa ha segnato il 24-21, raccogliendo dalla spazzatura una palla davvero che è passata in mezzo a 5-6 mani, e poi adesso va a guadagnarsi un altro fallo ancora una volta sul lato destro, scappando via in campo aperto. Anna Lussu davvero incontenibile in questo primo tempo. 24-21, vantaggio San Salvatore, 3 falli di squadra per entrambe le squadre quando mancano 3 minuti e 20 alla fine del primo tempo. La tripla fuori ritmo da parte di Ada De Pasquale, sbagliata, ancora non è entrata in ritmo dal punto di vista realizzativo la giocatrice campana, che però tocca per ultimo, comunque non riesce a perfezionare il recupero. Palla che termina fuori, c'è il time out chiamato da coach Pasqua perché vuole vederci chiaro. In attacco Albino non ha prodotto granché in questi ultimi 2-3 minuti di partita. 24-21, vantaggio isolano. Tra poco ovviamente ritorniamo per la parte finale del secondo periodo. 3 minuti e 8 secondi quando riparte il match, con Fumagalli che rientra in campo e va adesso a scaricare per Locatelli. L'extra pass per Carrara, ricezione profonda per Fumagalli che però si allontana dal canestro, scarica fuori per Lussana. Locatelli dentro per la ricezione che non arriva di Giulia Vincenzi. Allora la palla recuperata dal San Salvatore, che adesso ha in campo la Corte, rimane fuori Manfre. La Corte con Ridolfi, De Pasquale, Ljubenovic e Lussu. Proprio Ridolfi adesso ad attaccare Lussana, lo scarico fuori per Michela Lacorte. Palla scriteriata qui da parte di Giulia Ridolfi, non se ne capacita neanche Fabrizio Staico, che infatti allarga le braccia, dice ma cosa fa, che passaggio ha voluto fare, perché davvero Ridolfi si è girata e ha mandato per aria un pallone assolutamente incontrollabile, terminato nella prima fila degli spalti dell'impianto geodetico di Via Vienna. Non punisce qua Fumagalli, conclusione sbagliata, palla che termina fuori, rimbalzo che non arriva, palla direttamente fuori. Allora la Corte può gestire l'azione. Ridolfi ad aprirsi nel lato sinistro, ancora fuori dalla Corte a orchestrare questa azione, ad andare ancora per la circolazione perimetrale con Lussu, dentro per Ljubenovic, deve lottare contro Carrara. Ljubenovic non vede il canestro, non può tirare. La Corte si butta dentro, triplicata, va ad appoggiare al vetro, commette infrazione di passi, andando a schiantarsi letteralmente contro la difesa. La Corte qui ha deciso di andare dentro anziché aprire ancora una volta. C'erano 7 secondi sul cronometro dei 24. Buona difesa comunque da parte di Albino, che adesso corre con Lussana, ancora a chiedere il fallo Lussana, qui rischia anche il tecnico. Il tiro dalla media dentro fuori, però l'errore. 24-21, punteggio che non si schioda. 1:40 alla fine del primo tempo. Ridolfi dentro dalla Corte contro Carrara, la Corte ribalta tutto per Anna Lussu contro Locatelli, ancora la ricezione di Ljubenovic che va ad attaccare con decisione Vincenzi, si prende il fallo numero 4 per Albino, in odore di bonus. Rimessa affidata a Michela Lacorte, mentre è pronta a rientrare in campo Silvia Elisa. Esce dal campo Alice Carrara e dunque si riprenderà con 14 secondi come da regolamento per l'attacco Selargino. Rimessa affidata alla Corte, serie di blocchi per ricevere, ricezione che arriva per De Pasquale, difficile, poi però trova bene Anna Lussu, potrebbe anche pensare alla tripla, decide di andare a prendersi la linea di fondo, difende molto bene qua
Elisa, che infatti propizia il recupero. Allora Fumagalli, 1:15 alla fine del primo tempo. Fumagalli si mette in proprio, arresto, tiro sbagliato, rimbalzo ancora di Elisa, gira sul perno, tenta di rubarle la palla a Ridolfi, tentativo piuttosto complicato, infatti arriva il fallo per la numero 13, il secondo fallo di Giulia Ridolfi in questa partita, è il quarto del San Salvatore. Al prossimo si tira per quanto riguarda i falli dell'una e dell'altra squadra. Ancora Lussana a buttarsi dentro, lo scarico per Fumagalli, tripla dall'angolo di Fumagalli, cade a terra Ada De Pasquale, che probabilmente ha battuto la testa qui. Ada De Pasquale probabilmente a una delle recinzioni, colpo alla testa sulla penetrazione di Lussana. Si riparte con l'accorte Lussu, Ridolfi, Ljubenovic e Manfrè nel quintetto selargino, mentre Albino risponde con Locatelli, Fumagalli, Marulli, Vincenzi e Elisa. Si gioca Anna Lussu, 50 secondi adesso alla fine, sono 14 adesso per concludere l'azione per la squadra isolana. La corte fuori da Ridolfi, il ribaltare per Anna Lussu contro Fumagalli, l'apertura per Ljubenovic che va a rischiare di pestare la linea di fondo. Prima di farlo decide di scaraventare la palla addosso alla sua rivale e guadagna dunque la rimessa. Ridolfi fuori per Ljubenovic, 2 secondi, deve forzare Ljubenovic, si arresta, è lunga, va trovato anche un buon tiro qua Ana Ljubenovic, il rimbalzo controllato da Elisa che va poi da Fumagalli, ancora la numero 12 in punta, la palla gestita da Marulli, si apre ancora in punta a Locatelli contro la corte, fuori da Marulli, ricezione che non arriva per Vincenzi. Allora la corte può gestire l'ultimo possesso, 10 secondi, decide di correre, va da Lussu che si prende una tripla forzata e lunga, e allora deve cercare la preghiera Albino con Locatelli che va da quasi da metà campo, rischia di mettere dentro la preghiera, si va al riposo lungo sul 24 pari. Una partita non bella, molto lottata, che nel primo tempo è durata più del previsto per gli infortuni occorsi prima a De Vincenzi e poi a Ada De Pasquale. Una partita che ha vissuto di strappi e controstrappi, ma insomma nessuno è mai riuscito a prendere in mano le redini di questo match molto importante in chiave classifica, match tra due squadre che si equivalgono, lo dice la classifica, lo dicono i valori dei due roster, e allora nel secondo tempo vedremo sicuramente altri 20 minuti di battaglia. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Si riparte dal 24 pari dei primi 20 minuti tra San Salvatore e Fassi Albino, partita molto equilibrata. Si riparte con i due quintetti che andiamo a elencare. San Salvatore con Ridolfi, Ljubenovic, Lacorte, Manfrè e Lussu, invece Fassi Albino con Celeri in regia, adesso in possesso della palla con Bedalov, Fumagalli, Elisa e Locatelli. La palla gestita da Fumagalli che va a buttarsi dentro, appoggiare, ad alzare questa parabola dopo aver sentito il contatto. Saranno due liberi per la numero 11, Laura Fumagalli. Primo tempo che si è chiuso sul 24 pari, primo tempo durato più del previsto, abbiamo detto, per i problemi occorsi prima a Simona De Vincenzi, che si è lussata un dito, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, e poi il problema alla testa per Ada De Pasquale, che aveva subito uno sfondamento, peraltro non ravvisato dagli arbitri, che sono Valeriani e Picchi. Ha battuto il capo e adesso ritornata in panchina
con la tuta, non giocherà chiaramente il resto della partita con una vistosa fasciatura alla testa. Viene anche lei, probabilmente si recherà in ospedale, lo sta facendo in questo momento con Marco Mura, uno dei dirigenti del San Salvatore. Si gioca intanto, la palla gestita da Bedalov che va fuori da Locatelli, pesta la linea laterale e palla persa dunque dal San Salvatore. 9 minuti alla fine del terzo periodo, vantaggio Albino 25-24, il canestro di Ana Ljubenovic. Non brillantissima nel primo tempo, si è accesa un po' a intermittenza la giocatrice slovena, trova però una gran tripla per il 27-25. Locatelli fuori da Fumagalli, sono loro le due giocatrici cardine della squadra orobica. Adesso è Fumagalli a provare a rispondere alla tripla di Ljubenovic con la stessa moneta. Lotta a rimbalzo tra Ljubenovic, Manfred, Elisa e Bedalov, alla meglio il duo Selargino, che adesso può portare un'altra minaccia all'attacco, alla difesa di Albino. Lussu, e poi c'è il fallo lontano dalla palla di Bedalov su Manfred. Si sono allacciate qua Bedalov e Manfred, sarà rimessa per il San Salvatore. Primo fallo di squadra commesso da Albino, un fallo di squadra per entrambe. Ljubenovic a trovare dentro la corda, sotto il canestro non può tirare. Lussu riceve fuori la scarico per Manfred che si prende questo tiro dalla media. Il rimbalzone di Ridolfi ancora da Anna Lussu, altri 14 secondi per l'attacco Selargino. Anna Lussu penetra e scarica per la corte, pensa alla tripla, decide di attaccare dentro, fuori per Manfred, tiro storto, sbagliato, rimbalzo controllato da Fumagalli. Si accende adesso la partita e sarà così fino alla fine, partita assolutamente lottata, punto a punto, 27-25, vantaggio del San Salvatore, parità adesso con l'entrata e l'appoggio al vetro molto ficcante, efficace di Laura Fumagalli. E 27 pari. Ridolfi contro Locatelli, adesso la corte difende Fumagalli, il blocco granitico di Ljubenovic apre un'autostrada per lo scarico per Giulia Ridolfi che trova una gran tripla del 30-27. Ottima azione qua con Anna Lussu che ha usufruito del blocco di Ana Ljubenovic. Ritmi che si accendono improvvisamente, per il resto le due squadre cercano di amministrare il cronometro e l'esecuzione dei giochi. Adesso c'è il gioco a due tra Locatelli e Silvia Elisa che non trova neanche il ferro. Chiedono il fallo sia coach Pasqua sia la stessa numero 12 di Albino. Non sono però d'accordo gli arbitri che lasciano correre, non ascoltano le ragioni della squadra ospite che deve recuperare 3 punti quando mancano 6 minuti e 40 secondi alla fine del terzo periodo. Riceve Ljubenovic e manda dentro altri 2 punti la ex Astro che firma il 32-27 in favore del San Salvatore. La tripla di Fumagalli dentro fuori ancora, non fortunata dall'arco Albino che poi sbaglia anche la conclusione con Elisa sotto canestro. Botta per Ana Ljubenovic, adesso problema alla parte inferiore della schiena per Ana Ljubenovic, sembra tutto ok però per la numero 4 Dolorante riguadagna l'area avversaria. 32-27 il punteggio, 6-10. Ljubenovic non ci pensa troppo, va a prendersi questa tripla stavolta fuori ritmo, sbagliata, il rimbalzo poi controllato da Celeri. Tra poco daremo anche uno sguardo alle percentuali del primo tempo. Palla ancora per Fumagalli contro la corte, va da Elisa, tiro dalla media molto pulito e a segno. 32-29. Canestro di Elisa Silva. (32-29) il punteggio.
uno sguardo anche alle statistiche del primo tempo, con San Salvatore che ha tirato con il 34% dal campo, 11 su 32, 30%, 10 su 33 dal campo per Albino. È importante anche la lotta al rimbalzo con più 5 a favore del San Salvatore, 5 carambole in più, 25 a 20, 20 i rimbalzi difensivi contro i 18, 5 a 2 invece il computo dei rimbalzi offensivi. Miglior marcatrice del primo tempo sono ben 4 giocatrici, tutte con 6 punti, ovvero Anna Lussu, Giulia Ridolfi e Giorgia Manfrè per il San Salvatore, Laura Fumagalli per Albino. Ma seguiamo questa azione adesso della squadra sarda, l'attacco però è farraginoso, tanti errori abbiamo visto in questa partita. La palla gestita da Fumagalli che scarica fuori per Locatelli, tripla aperta per lei, l'errore, poi al rimbalzo non c'è taglia fuori, tutto facile per Bedalov che appoggia il -1, nessuna ostruzione per lei, è facili 2 punti della numero 30 ex Virtus Cagliari. Palla gestita da Anna Lussu, fuori ancora per Ridolfi, ancora una tripla corta per la numero 13, tripla che però ci poteva stare. Rientrano Ljubenovic e Lussu, 4 contro 3 perché rientrano in ritardo alla corta e Ridolfi, poi alla fine la transizione porta alla tripla di Fumagalli che però è storta. A rimbalzo Manfrè alla peggio su Gordana Bedalov e la rimessa è per Albino con 14 secondi. Ancora Bedalov dalla rimessa, tutto facile per lei, dorme letteralmente la difesa giallonera, banchetta facilmente qua l'attacco albino che ha segnato 4 punti nelle ultime 2 azioni, ha davvero avuto troppa facilità dalla difesa molto passiva. Adesso attenzione alla tripla di Elisa Silva, tripla che fa male, tripla che firma il sorpasso, anzi l'allungo sul +5 per Albino, +4, 36 a 32 quando arriva il time out obbligatorio per Fabrizio Staico, 3 minuti 58 secondi, le urla di Fabrizio Staico, +4 Albino. Noi ci fermiamo un attimo. Si riparte dal +4 per la Fassi Albino che è avanti 36 a 32 in casa del San Salvatore, una partita che adesso è nelle mani della squadra Orubic che sta sicuramente giocando meglio in questo terzo periodo, sta trovando molto buone spaziature, molto bene le spaziature in attacco, favorita anche da una difesa del San Salvatore piuttosto passiva sotto le planche. Si è arrivato quindi questo parziale dopo che il San Salvatore aveva provato a scappare in avvio di terzo parziale. Anna Ljubenovic adesso contro Bedalov, Ljubenovic a 6 secondi dalla fine dei 24, Anna Lussu si prende il tiro con personalità e va a segnare il -2, 36 a 34, vantaggio ospite. Allargato le braccia quasi a dire finalmente è arrivato il canestro. Anna Lussu, ancora lo scarico fuori per Celeri, la palla che circola sull'arco con Fumagalli che si prende questo tiro difficile, dentro o fuori. Ljubenovic controlla il rimbalzo e scarica per Anna Lussu, a ribaltare da Michela Lacorte, equilibrio precario, poi la palla però circola con ribaltamento sul lato destro da Ridolfi, lo scarico per Lacorte, si prende la tripla Michela Lacorte e arriva il nuovo sorpasso San Salvatore in un amen, parziale di 5 a 0 e 37 a 36. Adesso è Albino che deve rincorrere, il tiro è da 2 di Irene Celeri, sbagliato il rimbalzo di un'ottima Anna Lussu che va a buttarsi dentro a tutta velocità, non trova però il canestro, il fallo non arriva e francamente sembrava non esserci. Ancora Celeri da Fumagalli, rientra bene Anna Lussu e va a sconsigliare a Fumagalli la conclusione pesante, palla dentro per Bedalov che subisce il fallo di Anna Ljubenovic. Secondo fallo per Anna Ljubenovic, fuori Celeri e Bedalov, in campo Marulli e Alice Carrara con Silva, Fumagalli e Locatelli. Per quanto riguarda il San Salvatore il quintetto è sempre con
quasi obbligato vista l'assenza di Ada De Pasquale per l'infortunio capitatole nel primo tempo, e quindi Ridolfi, Manfrè, Ljubenovic, Lussu e Lacorte. Adesso dentro verso la linea di fondo Elisa Silva, tiro complicato, arriva il fallo in attacco contro dunque la squadra di coach Pasqua, e la palla dunque adesso gestita da Michela Lacorte con Anna Lussu, le due piccole di Casasselargius. Manfrè con l'extra pass per Ridolfi, tripla che esce ancora una volta male dalle mani di Giulia Ridolfi, che è piuttosto contrariata per questo ennesimo errore. Silva va da Locatelli, pensa per un attimo alla tripla, poi la palla ricevuta da Fumagalli che batte Ridolfi e non era riuscita a difendere con tempismo giusto per arrivare a contrastare Fumagalli. Arriva comunque l'errore in attacco per Albino. 1:13 per chiudere questo primo periodo. Il tentativo da 3 punti di Ana Ljubenovic è nuovo +4 San Salvatore. Gran canestro qua, apertura ancora una volta nell'angolo, e dall'angolo sta punendo abbastanza il San Salvatore nel terzo periodo. Dopo il passaggio a vuoto nella parte centrale è arrivata questa serie di canestri che hanno ribaltato nuovamente la situazione dal +4 Albino al +4 San Salvatore, parziale di 8-0 aperto adesso in favore delle sarde. Anna Lussu a ricevere questo ribaltamento di Ljubenovic. Manfrè si prende questo tentativo da 2 punti girandosi, canestro che obiettivamente era molto difficile da trovare qui per Manfrè. Fumagalli va da Elisa Silva che si butta dentro, grande entrata di Elisa Silva, grandissima davvero esecuzione solitaria da parte della numero 12 ospite, che si prende anche il fallo subito. Tratta in allungo, è andata davvero a dominare in questo frangente Elisa Silva, che adesso ha anche il tiro libero aggiuntivo con l'aiuto degli dei del basket. Va a mettere a segno il -2, 40-38, vantaggio San Salvatore che vuole giocarsi l'ultimo attacco. Anna Lussu a chiamare il gioco, a mandar via Ljubenovic che si apre nel lato destro, c'è il blocco di Manfrè per Anna Lussu, va da Ridolfi, 2 secondi per andare al tiro, deve forzare Giulia Ridolfi, non arriva il canestro, lascia 8 decimi sul cronometro del terzo periodo, ma insomma non dovrebbe avere il tempo per tirare Albino, e infatti si va all'ultimo intervallo con il San Salvatore avanti di un solo punto. 40-39 permane l'estremo equilibrio in questa partita che si annunciava davvero tirata e punto a punto, e così sarà anche negli ultimi 10 minuti che riprenderanno tra poco. Si ritorna in campo, esordio nella partita anche per la numero 11 Laura Palmas per il San Salvatore, in quintetto con Manfrè, Ljubenovic, Lacorte e Lussu, quintetto piccolo per Fabrizio Staico che lascia in panchina in avvio di quarto periodo Giulia Ridolfi. Rotazioni ovviamente ridotte all'osso adesso per Fabrizio Staico, con l'uscita di Ada De Pasquale che ha lasciato l'impianto di Via Vienna per raggiungere l'ospedale e controllare, insomma fare gli accertamenti del caso dopo la botta alla testa in chiusura di primo tempo, problema di infortunio che aveva avuto anche nella prima parte di gara anche Albino, con la De Vincenzi, Simona De Vincenzi, che aveva subito una lussazione al dito, anche lei trasportata in ospedale. Si riparte con il canestro subito per il San Salvatore, 42-39 il punteggio, 9-29 alla fine della partita, ovviamente supplementari permettendo. E c'è il primo fallo di questo ultimo periodo commesso dalla difesa isolana, conciliabolo tra uno degli arbitri e il tavolo, e si può ripartire con la rimessa affidata a Maria Locatelli, la numero 9 della Fassi, che sta giocando praticamente ininterrottamente dall'inizio della partita. Lei è Laura Fumagalli, che riceve proprio dalla numero 9 adesso. Sono le due giocatrici più importanti, ma un ruolo davvero cardine ce l'ha anche Elisa Silva, che poco fa in chiusura di terzo periodo davvero
fatto un'azione straordinaria con canestro e fallo subito. La Corte in punta per Manfred, prova a cercare con lo sguardo Ana Ljubenovic, ben anticipata dalla difesa. Ana Lusso contro Fumagalli, fuori da Laura Palmas, palla difficile dentro da Manfred che però si libera con una magata qua. Giorgia Manfred trova un gran canestro, ha letteralmente eluso con una finta di corpo, danzando qua sul perno la marcatura sotto canestro. 44-39 e adesso la palla dentro di Locatelli per Carrara, l'extra pass di Fumagalli per Elisa Silva, gran tripla di Elisa Silva. 44-42, davvero strappi e controstrappi e nessuno riesce a mettere le mani su questa partita. Palla ancora dentro di Ljubenovic per Manfred, gioco a due che è un classico del San Salvatore, gioco a due perfetto tra Ana Ljubenovic e Giorgia Manfred. Giorgia Manfred ringrazia, mette altri 2 punti a referto. Marulli, ancora la circolazione perimetrale della Fassi, questa volta prende il palo con la tripla dall'angolo Elisa Silva, il rimbalzo controllato da Ana Lussu che sta giocando una partita davvero eccellente. Ana Lussu sempre in campo, energia allo stato puro, sfondamento. Il fallo in attacco fischiato a Laura Palmas, si sono allacciate e arriva dunque la palla persa in attacco dal San Salvatore. Alice Carrara con Marulli che va da Fumagalli, lo scarico, il ribaltamento per Locatelli, la lotta a rimbalzo che premia Alice Carrara che poi alza questa palla, prova a trovare il canestro. Ana Lussu cerca di andarsene in campo aperto e non arriva il fallo subito secondo gli arbitri. La palla è ancora dei Albino con Marulli, palla gestita da Fumagalli, in punta c'è Alice Carrara, va da Locatelli contro la Corte, il blocco di Alice Carrara lascia Lussu contro Locatelli. Fumagalli ancora da Silva contro Manfred, deve andare in allontanamento, il rimbalzo di Ana Ljubenovic, ottima difesa di Manfred su Silva che è stata costretta a cercare un tiro complicato in allontanamento. Manfred contro Carrara, decide questa volta di buttarsi dentro. Giorgia Manfred assolutamente incontenibile in questa fase del match, stavolta si è messa in proprio dal palleggio, è andata ad attaccare l'avversaria, ha trovato 2 tiri liberi molto importanti. Cambio per coach Pasqua che toglie dal campo ancora Alice Carrara, manda in campo Selene Marulli, Gordana Bedalov che è in quintetto con Marulli, Silva, Fumagalli e Locatelli, mentre Manfred manda a segno il primo libero e anche il secondo per il 48-42 più 6 San Salvatore. Fumagalli, Locatelli contro la Corte, il cambio difensivo per il blocco portato da Silva, la tripla aperta per Laura Fumagalli, tripla aperta, stavolta non sbaglia la numero 11 ospite. Ottima esecuzione dell'attacco qui di Pasqua, 2 i falli di squadra del San Salvatore, 1 commesso invece da Albino. Ana Lussu contro Fumagalli, deve ripartire, 5 secondi però, deve forzare adesso Ana Lussu, prova a intrufolarsi dentro, alza la palla, appoggia al vetro, tocca poi il ferro, cronometro che si resetta ma il rimbalzo è di Fumagalli. Adesso il clima in via Vienna è piuttosto caldo, ovviamente la posta in palio è alta e la partita è assolutamente godibile, molto combattuta, magari non bellissima dal punto di vista tecnico, ma l'aspetto agonistico, i cultori dell'agonismo sono sicuramente soddisfatti. C'è il fallo adesso ai danni di Gordana Bedalov, fallo fischiato a Giorgia Manfred, il secondo fallo della numero 15 giallo-nera, ricezione piuttosto profonda qui di Gordana Bedalov. La rubata ancora di Ana Lussu adesso che va a tutta velocità verso il canestro e segna altri 2 punti. Partita eccellente da parte di Ana Lussu che ha giocato davvero una partita, sta giocando una partita di altissimo profilo, davvero
non è mai calata di rendimento, palle rubate, attacco gestito con grande lucidità e anche punti importanti per la causa del San Salvatore. Adesso dall'altra parte arrivano altri 2 punti di Elisa Silva, che è in questo momento assieme a Fumagalli la giocatrice più in palla per Albino. 5 minuti e 14, tutti da vivere, 50-47, vantaggio Selargius. La corte, il fallo in attacco di Manfrè, blocco irregolare qui fischiato contro Giorgia Manfrè. Non è d'accordo Fabrizio Staico, che rischia anche in qualche modo il tecnico, anzi lo ha rischiato più Manfrè protestando dopo il fischio. Time out in campo adesso sul 50-47, la palla dopo il time out sarà di Albino. 5 minuti e 9 per chiudere la partita. Si riparte dal 50-47 in favore del San Salvatore, che ora deve difendere contro la circolazione perimetrale della Fassi Albino. Locatelli a ricevere sul lato destro contro Ljubenovic, Bedalov dentro, lo scarico fuori per Fumagalli, Bedalov a ricevere ancora, il rimbalzo di Anna Lusso, che davvero è da tutte le parti, salta a destra e a sinistra, sta davvero facendo pentole e coperchi, come si suol dire qua, la numero 6 del San Salvatore. Manfrè contro Bedalov, va da Laura Palmas dentro per Ljubenovic, deve accelerare la pratica per il tiro qua Manfrè e sbaglia, deve entrare in fretta perché la transizione di Albino è assolutamente temibile. Locatelli, no look per Bedalov che non se ne avvede, attenzione a Fumagalli che va dal palleggio, appoggia al vetro, palla che danza sul ferro e trova altri 2 punti l'ottima Laura Fumagalli. Quando mancano 4 minuti esatti, 50-49, è davvero equilibrio massimo, punto a punto fino alla fine in questa sfida del campionato di Serie 2 di basket femminile. Il fallo subito, indovinate da chi? Da Anna Lusso, che ancora una volta è sgusciata via dentro la difesa di Albino e ha trovato ancora una volta il fischio. 4 falli di squadra per il San Salvatore, solo 2 per Albino. Ribalta il lato adesso Manfrè per la corte che si butta dentro contro Locatelli. Gran canestro di Michela Lacorte qua, 52-49. Locatelli va da Elisa Silva in punta, poi da Marulli, raddoppio su Elisa Silva, il recupero propiziato da Laura Palmas, perfezionato dalla corte, che poi va da Anna Luss. Adesso cerca di gestire l'attacco, la corte contro Locatelli, ancora la corte, 3 secondi, deve forzare la corte, si butta dentro, alza questa palla, per poco non trova anche il miracolo con questo tiro mancino buttato per aria verso il canestro. Il taglio dentro di Locatelli, Bedalov riceve però fuori, Fumagalli in angolo da Marulli, ancora Fumagalli contro Laura Palmas, il blocco portato da Elisa Silva. Fumagalli va a ribaltare, 4 secondi, deve inventare qualcosa Maria Locatelli contro la corte, la difesa di Maria Locatelli è ottima, scadono i 24 secondi, difesa eccellente qua da parte del San Salvatore, in particolare di Michela Lacorte, che è andata a muovere molto bene i piedi contro Maria Locatelli. E adesso si anima il pubblico di Selargius, 52-49, sempre più 3 per il San Salvatore. La palla dentro di Lacorte per Manfrè, stavolta a posizione la numero 15 giallonera contro Bedalov. Arriva il terzo fallo di squadra della Fassi Albino, esce, anzi no, c'è time out in campo a 2 minuti e 21 dalla fine, 52-49 il punteggio. Gli applausi del pubblico di Via Vienna per la ripresa del gioco. 52-49, si riparte col vantaggio di 3 lunghezze del San Salvatore, che prima del time out aveva subito fallo col Manfrè dentro il pitturato da Gordana Bedalov. E allora 4 secondi per Anna Lusso che si butta dentro, alza la palla e sfiora il 2+1. Saranno 2 liberi per Anna Lussu con 2 minuti e 8 secondi da giocare in questa partita.
obbligatorio dire supplementari permettendo, perché davvero l'equilibrio è massimo. Tutto può ancora succedere. San Salvatore che prova a mettere le mani su questa partita, intanto va sul +4 con il primo libero assegno di Analusu, +5 col 2-2 di una Analusu direi perfetta fin qui. Marulli a giocare con Elisa Silva che arriva e va a scaricare per Locatelli contro proprio Analusu. La palla adesso gestita da Fumagalli che ha di fronte a sé Ljubenovic. Elisa Silva deve inventarsi qualcosa, si va a chiudere improvvidamente nell'angolo. Problemi, 2 secondi in attacco per Albino che muore con la palla in mano. La palla recuperata da Analusu, dentro va ad alzare questa palla, qui non gestisce bene Analusu, palla recuperata però da Laura Palmas, e qua ha pasticciato Analusu che ha penetrato, non ha trovato però la luce per trovare un tiro a buona percentuale. Ha dovuto alzare questa palla che era stata anche recuperata da Laura Palmas, poi però non perfetta nel controllo. Dall'altra parte non riesce a punire con la tripla Albino e allora non paga dazio San Salvatore. Analusu dentro a segno, Analusu che continua a dominare questa partita, 56-49, 7 punti di vantaggio per il San Salvatore a 1 minuto e 5 secondi dalla fine. Adesso serve una importante difesa al San Salvatore, ma arriva una gran tripla di Elisa Silva, tripla importantissima per tenere a galla Albino. -4 per Leo Robi, che palla controllata da Ljubenovic, deve stare attenta adesso San Salvatore. Attacco importante, la palla per Manfrè ancora dalla Corte che va ad attaccare dal palleggio. Elisa Silva tutta d'astuzia si va a prendere questo fallo. Importante il fallo subito dalla Corte che andrà in lunetta perché Albino ha raggiunto il bonus. Importantissima la tripla in precedenza di Silva che ha in qualche modo tenuto a galla Albino che vedeva scappare via. +7 il San Salvatore. La Corte 1 su 2, importante, +5, adesso deve affrettare, mancano 40 secondi alla fine della partita. Fumagalli, attacco direi decisivo, Marulli da 3 dall'angolo, a segno Marulli, tripla pesantissima per il -2 e la partita è tutta da giocare. 57-55, 2 triple di fila per Albino che ne aveva messe davvero poche in tutta la partita. A 37 secondi 3 decimi la partita è tutta da giocare, vantaggio Selargius +2, time out in campo. Si riparte, 37 secondi 3 decimi, 57-55, vantaggio San Salvatore, palla in mano. Vediamo la scelta che sembra quella di non far fallo per Albino con Analusu contro Locatelli. Ancora Analusu a portare palla a 12 secondi per l'attacco. La Corte, il blocco di Manfrè, la Corte contro Bedalov, c'è un mismatch, la Corte pasticcia, alza questa palla, deve forzare, non si accorge che il cronometro sta scadendo, tripla sulla sirena sbagliata, scade però il cronometro dei 24 con la Corte che non si è avveduta del cronometro in scadenza. Chiedono ovviamente Albino la revisione del cronometro che però dovrebbe essere correttamente fermo sui 12 secondi e 7 decimi. Altro time out, questa volta chiesto da Michele Pasqua. 57-55, ultimo possesso teoricamente per Albino. Ovviamente San Salvatore dovrà difendere forte per evitare quantomeno un tentativo da 3 o anche il canestro e fallo ovviamente di Albino. Vedremo come se la giocherà la squadra orobica. Di nuovo in campo, sempre il punteggio fermo sul 57-55. Palla in mano ad Albino che deve recuperare 2 punti a 12 secondi e 7 decimi. Vediamo la scelta difensiva del San Salvatore che non commette il fallo. Palla di Fumagalli per Bedalov, mette la mano Analusu, lascia 7 secondi e 6 decimi. Ottima difesa del San Salvatore, partita davvero al cardiopalma. Fumagalli contro Lussu, difesa fortissima nell'angolo, la tripla per vincere, l'errore, il rimbalzo controllato da Manfrè, incredibile
ha avuto la tripla della vittoria apertissima sull'angolo. Elisa Silva l'ha sbagliata anche in malo modo, perché la tripla è uscita piuttosto debole dalle mani di Elisa Silva. Attacco perfetto per Albino, 6 decimi sul cronometro, 2 liberi per Giorgia Manfrè, e direi che la partita è ormai terminata, perché non c'è materialmente il tempo per Albino per recuperare a segno il primo libero di Giorgia Manfrè. Chiede se lo può sbagliare, lo segna, +4, la palla controllata ma non basta, vince il San Salvatore, che vince una partita importantissima, tiratissima contro Fassi Albino. La gioia ovviamente del gruppo giallonero, la tristezza della squadra ospite, che ha avuto a 4 secondi dalla fine della partita la tripla aperta ben costruita per vincere la partita, che invece perde 59-55. Partita davvero davvero bella, contrassegnata da 2 infortuni abbastanza seri, uno per parte, prima per De Vincenzi per Albino, una per Ada De Pasquale, una botta al volto che comunque non sembra preoccupare, entrambe costrette comunque agli accertamenti del caso in ospedale. Partita che permette al San Salvatore di raggiungere in classifica Albino a quota 10 punti, e noi andiamo a sentire ovviamente gli allenatori e i protagonisti del match. Coach Michele Pasqua, sconfitta per il Fassi Albino in casa del San Salvatore, una partita molto molto tirata come era nelle previsioni. Cosa la fa, diciamo, arrabbiare o rattristare dopo questo pomeriggio? È partita tirata, l'hai già detto tu, e poi forse abbiamo lasciato qualche canestro troppo facile su alcune rimesse dal fondo in un certo punto all'inizio del quarto quarto, però è anche una partita oltre che tirata con una serie di infortuni che ci hanno tolto 2 giocatrici, una l'hanno tolta alle nostre avversarie, quindi un po' difficile anche da interpretare, nel senso che ci sono stati capovolgimenti di fronte e fino all'ultimo abbiamo avuto il tiro a 3 punti che non è entrato, peccato. Ultimo tiro costruito tra l'altro direi molto bene, insomma, nella tonnara dell'aria, però alla fine davvero un tiro migliore non poteva esserci. No. Anche perché a pochi secondi dalla fine sulle rimesse, se ci sono dei blocchi normalmente le difese cambiano, siamo riusciti comunque a prenderci un tiro, era il tiro migliore, nel senso che era anche quello più libero, è rimasta aperta la tiratrice e ha preso un buon tiro, quindi purtroppo è uscito. È andata così. Per chiudere, qual è la dimensione di questo Albino, che comunque sta facendo un buon campionato? Oggi sì, perde, viene raggiunta dal San Salvatore, però rimanete comunque in piena linea di galleggiamento a centro-alta classifica. Allora, la classifica corta ci tiene a un livello, ci tiene agganciate a tutte le altre, però dobbiamo anche un po' svegliarci, nel senso che le occasioni che stiamo facendo scappare, con tutto il rispetto per i nostri avversari che hanno vinto con merito, però le occasioni andrebbero colte quando capitano. Fabrizio Staico, una vittoria di importanza capitale per il San Salvatore, una partita tiratissima, davvero stanchezza anche per te che hai vissuta in maniera piuttosto attiva, diciamo così. Certo, no, sono belle stanchezze queste, speriamo che ne vengano anche altre. Poi è chiaro che purtroppo la partita un po' ha avuto un sapore particolare, perché noi in Albino vorremmo che le nostre giocatrici uscissero fuori dal campo in questo stato. Però è chiaro che da parte mia le rotazioni vengono a diminuire, magari in una bella squadra come Albino le rotazioni penso che continuino a macinare nella stessa maniera, anzi rischiamo di avere anche più centimetri purtroppo, però ripeto, la mia squadra super in settimana, super nel reagire a certe situazioni che comunque nessuno desidera, come possono essere i 4 punti di differenza che magari avrà Ada De Pasquale in testa adesso. Niente, quindi complimenti vanno fatti a tutta la squadra, anche quelle ragazze che non c'è stata l'opportunità per tipologia di partita nel farle entrare. Questa è una partita che ci si aspettava così equilibrata, così tirata, era una partita assolutamente da vincere per il vostro campionato, per il morale, insomma, dopo le precedenti uscite con sconfitte molto diverse tra loro. Certo, io penso che tutte le partite in casa siano tutte da giocare, dalla capolista all'ultima in classifica. Questo qui è un approccio che tutti noi abbiamo,
perché comunque Albino è evidente che è una bella squadra, penso sinora la squadra più fisica, nemmeno Broni ha una fisicità di questo tipo, e sono fisicità che poi come si vede la squadra fa fatica, come è giusto che sia. Quindi, tornando alla parità, direi due cose importanti. Uno è il fatto di non essersi dimostrati troppo dipendenti da Ljubenovic nel complesso, e due, aver reagito a quel momento di difficoltà nel terzo periodo quando loro erano andate sul +4 e sembrava avere la partita in pugno. Sì, guarda, io penso che la chiave sia stata che oggi Ridolfi mi ha dato qualcosa, questo qui non si può negare. Anche la scelta di toglierla fuori dal campo è perché mi volevo giocare la partita agli ultimi minuti, quindi Ridolfi doveva entrare nei meccanismi finali, perché questo era il nostro obiettivo, arrivare su un finale e provare a giocarci una partita. Anche la scelta di difendere a zona, che poi ha prodotto vantaggi e svantaggi, poi anche la fortuna che quest'ultimo tiro aperto non sia andato a buon fine. Poi è stata anche la bravura di Laura, Palmas, che ha sostituito da un punto di vista difensivo, poi alla fine è stata in gamba nel sporcare i palloni, nell'essere presente, nel lottare, quindi mi devo fidare di un gruppo. Ho visto che Laura è stata in gamba nel dare la stessa continuità che da un punto di vista difensivo che ha dato Giulia, e quindi era giusto rischiare con quella presenza. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco